Bentrovati con lo spazio informativo di Telefriuli, spazio agli approfondimenti con A Voi la linea. Parliamo ancora di rincari, ma questa volta dei costi del pane aumentati del 18%, così come quelli di olio e pure dei lieviti. I panificatori sono in ginocchio, alcuni non sanno se riusciranno di questo passo ad arrivare fino alla fine dell'anno. Il rappresentante provinciale Pierluigi Orlandi annuncia: per ora cerchiamo di non far ricadere gli aumenti sui consumatori finali, ma i nostri bilanci sono in rosso. Pierluigi Orlandi, lei rappresenta il settore dei panificatori per quanto riguarda la provincia di Udine. Che situazione vede, soprattutto anche alla luce della notizia che i prezzi del pane e anche ovviamente dei prodotti connessi aumenta del 18%, ricadute non soltanto per voi ma soprattutto ricadute anche per l'utente finale? Certo, sono ricadute per l'utente finale, ma sono soprattutto ricadute anche su quelli che sono i produttori che si trovano tra il martello e l'incudine, in quanto si ritrovano ad avere all'acquisto già dei prodotti di materie prime esageratamente elevati. Non siamo di certo in una situazione di normalità. Stiamo cercando di gestire e penso che tutta la categoria dei panificatori e pasticcerie affini sta cercando di gestire una straordinarietà a cui di certo non siamo preparati e non ce l'aspettavamo una cosa del genere. Noi cosa possiamo fare? Noi stiamo cercando di gestire gli continui aumenti senza incidere sul prezzo. Questo è quello che io stesso faccio, ma auspico anche per tutta la categoria, cercando di alleviare o cercando comunque di adottare quelle tecniche che permettono di avere un pane a basso costo, ok, che possa andare ad aiuto a quelle che sono le famiglie in difficoltà. E la categoria dei panificatori è sempre stata attenta a questo, ha sempre mostrato un cuore molto attento a queste categorie. Al di là di questa situazione è chiaro che i panificatori non sono le società Eni SPA che può macinare 700 miliardi di utile e magari pagare anche le tasse in paesi stranieri dove la loro tassazione è allo 0, ripeto 0, non 60-70% come in Italia, 0, di conseguenza, ed è forse anche una polemica ma mi auguro che sia costruttiva, per capire che le piccole realtà locali sono fortemente in difficoltà. Le attuali bollette a me personalmente sono passate da una media di 800 euro, 900 euro, io viaggio sui 3.500 euro di energia. Quadruplicate di fatto quasi. E non siamo neanche, abbiamo solo iniziato, perché i prezzi all'ingrosso sulle borse di Amsterdam, e chiedo ma perché siamo legati alla borsa di Amsterdam? Punto di domanda, ma qui chiudo la mia polemica, e la vedono nettamente a rialzo, quindi vuol dire che le mie 3.500-4.000 di bolletta a dicembre saranno 8.000. Ecco, panificatori vicini ai cittadini, soprattutto alle famiglie che sono in difficoltà in questo momento. Ma fino a quando i panificatori riusciranno a incassare il colpo, senza ovviamente dover porre rimedio a questa situazione? Cioè tanto spendo e soprattutto, devo dire, tanto guadagno. Attualmente io personalmente non sto pensando a quanto guadagno, io sto cercando di pensare a come posso mantenere l'azienda viva, perché questa è una questione, a come posso mantenere lo stipendio dei miei collaboratori. E ho questa responsabilità e vado poco un po' se l'azienda sia inutile o in perdita. Cerco di capire come far sbarcare un aereo ai miei collaboratori, cercando di dare una mano alla clientela, evitando di essere esageratamente speculativo, che non sono l'Eni, ripeto, cercando di rapportarmi anche con cliente su cliente,
Ecco, già si vedono le difficoltà delle persone. Ecco, già il lavoro del panificatore è usurante, di fatto ci sono molti che hanno già, diciamo così, abbandonato l'attività. Ha avuto notizie di qualche collega che da qui alla fine dell'anno, magari nel 2023, deciderà, anche visto l'aumento dei costi, di abbassare definitivamente la serranda? Notizie dirette no, ma i numeri dei bilanci non hanno sentimenti, non hanno colori. I numeri dei bilanci sono o positivi o negativi, e quando cominciano a essere negativi si risponde da solo, ok? E questa è la drammaticità della situazione. Vedo colleghi che sono peggio di me per quanto riguarda le bollette della luce e del gas. Non vi so dire, può essere, io metto in dubbio che possa esistere anch'io a dicembre. Non sono tanto ottimista. Il caro energia resta al centro delle questioni politiche, ma anche quelle economiche. Oggi a Trieste il presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il presidente della Camera di Commercio, Antonio Paoletti, hanno fatto il punto della situazione. Fedriga ha anche annunciato l'arrivo di un potenziale investitore in Friuli Venezia Giulia, direttamente dagli Stati Uniti. Abbiamo iniziato un dialogo, penso, molto proficuo, che porterà, credo, una collaborazione con anche realtà che si occupano appunto di innovazione, di ricerca applicata e anche di produzione ovviamente statunitense. Stiamo continuando a lavorare, quando ovviamente avremo qualcosa di definitivo lo presenteremo, ma sono ottimista perché devo dire che è un asse quello con il paese degli Stati Uniti che può portarci grandi prospettive, soprattutto nella ricerca applicata, soprattutto anche penso per quanto riguarda la parte farmaceutica. La situazione energetica sta condizionando possibili investimenti in Italia o in questo momento ancora no? Beh, non c'è dubbio che la situazione energetica di carenza di materie prime, soprattutto le materie prime, che è un problema globale, ovviamente sta rallentando gli investimenti a livello europeo in generale. Devo dire che oggi non stiamo vedendo questo rallentamento, però in prospettiva credo che nel giro di qualche mese purtroppo gli effetti si vedranno. Quindi c'è tempo però per intervenire? Cioè ci deve essere il tempo per intervenire? L'intervento sul costo del gas e dell'energia spero che sia tempestivo. Devo dire che il Presidente Draghi è colui il quale ha dato la via di uscita che penso sia l'unica percorribile realmente, ovvero il tetto al prezzo del gas. Sorprende che alcuni paesi dell'Unione Europea non siano voluti ancora intervenire in modo deciso. Lo si può fare parlando anche con i principali fornitori, penso alla Norvegia, penso agli Stati Uniti stessi, che sono tra i principali fornitori del gas in Europa. Dobbiamo farlo perché alternative oggi non esistono a questo. E quindi dobbiamo capire se vogliamo andare avanti con l'Europa e con il sistema produttivo europeo, con il sistema sociale europeo o no. Penso che la risposta sia scontata. Presidente, settimana scorsa c'è stato l'intervento del governo per cercare di ridurre l'impatto del caro energia. È sufficiente? Basta questo o bisogna fare ancora molto di più anche a livello europeo? Ma a me sembra incredibile che il nostro governo, come anche altri governi, ma soprattutto io parlo del nostro, stia spendendo i soldi del PNRR, perché se bene prenderemo 220 milioni PNRR, 30-40 sono già spesi per aiutare la gente a pagare le bollette. Quando non è un problema di aumento del gas o di carenza di gas, ma è una lobby ad Amsterdam dei grandi player internazionali dell'energia che fanno il bello e il cattivo tempo. Sembra quasi impossibile che un'Europa così debole non sia in grado di affrontare e bloccare, fissare un prezzo di un bene così vitale sia per le popolazioni che per l'industria. Per cui non ho parole io quando vengono queste briciole a cercare di dare un sollievo, ma che non serve assolutamente se non si va alla fonte, perché oggi diamo un sollievo, domani diamo un altro, tempo 12 mesi, 220 milioni sono già spesi, perciò l'Europa ce li ha dati, l'Europa alcuni ce li riprende. Questa è una cosa che la politica non sento parlare. A me come rappresentante generale mi occupo di economia anche a livello nazionale, come vicepresidente vicario di Union Camere, fa molto male e mi domando il perché
non agiscono in questi termini. Sarà in campagna elettorale, vedremo dopo il 25 cosa succederà. Nel frattempo questi piccoli aiuti economici sì, danno solo un aiuto, ma se questa cosa dura 12-13 mesi andiamo a casa tutti. Presentata a Udine la nuova stagione teatrale dell'Erte che prenderà avvio ufficialmente il 2 novembre a Monfalcone. 28 i cartelloni proposti sotto lo slogan Battiti teatrali per rappresentare l'impatto che ha lo spettacolo dal vivo su chi vi assiste. Ci aggiorna sul tutto Isabella Gregoratto. Il 2 novembre si riparte con Monfalcone, stiamo parlando della stagione teatrale dell'Erte. Ne parliamo con il presidente Sergio Cuzzi. Una stagione importante perché si ritorna alla normalità, quindi è cresciuto il numero degli spettacoli, si potrà stare più vicini, quindi non ci sarà la necessità di avere distanziamenti. È stato un cammino abbastanza faticoso quello degli scorsi 2 anni con la pandemia. Noi siamo riusciti comunque a fare spettacoli, li abbiamo fatti d'estate, li abbiamo fatti all'aperto, li abbiamo fatti in tutti i modi possibili e abbiamo avuto il conforto di avere il pubblico che nonostante tutto è venuto, ha continuato a venire, a interessarsi alle nostre proposte e così via. Certo, quest'anno abbiamo la speranza di poter riprendere come prima. E come prima vuol dire bene, perché i nostri dati, come è noto, sono piuttosto buoni, sia come percentuale di presenza nei teatri che sotto tutti gli aspetti. Quindi è un'annata importante, per noi una stagione importante, perché ci darà anche un po' il senso di una ripresa e di un contatto recuperato al 100% col pubblico. Direttore dell'Erte, Renato Manzoni, abbiamo detto che questa stagione si apre sotto buoni auspici, ma parliamo anche delle novità. Nel frattempo è arrivato anche l'assessore alla cultura, Tiziana Gibelli. Vediamo se magari una battuta anche con l'assessore Gibelli per quanto riguarda l'attività dell'Erte. Si ritorna alla normalità quest'anno, poi anche questo circuito teatrale che tocca varie località della regione. Sì, Erte è una macchina complessa che deve allestire cartelloni per 28 teatri. 28 teatri che hanno capienze che vanno dai 1000 posti ai 120, 118, 115 del mio paesello che si chiama Polcenigo. Quindi con palchi che sono dimensionati rispetto ai teatri in modo diverso e con dei cartelloni che sono cuciti su misura con un lavoro da sartoria artigianale. Ed è un gioiellino prezioso. Io sono qui, dovrei essere stamattina a Trieste a inaugurare una mostra magazzino delle idee, che sapete che è di ERPA, che quindi del braccio operativo della cultura in regione Friuli Venezia Giulia, ma ho voluto essere qui almeno per mezz'ora, poi salgo in ufficio e mi videocollego con Trieste, proprio per segnalare quanto consideriamo prezioso il lavoro di Erte. Ringraziamo anche l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Dal punto di vista artistico ci sono dei nomi, dei ritorni? Assolutamente sì, avremo più di 200 repliche, a cui poi se ne aggiungeranno altre fuori abbonamento, soprattutto di musica e danza. Avremo il ritorno di Marco Paolini con 2 spettacoli antenati sul passato e sani sul futuro, quindi guarda tutti gli aspetti della vita umana. Poi avremo il ritorno di Monio Vada con Oilem Goilem nel trentennale di questo suo spettacolo di grande successo. Avremo Gioele Dix con un testo interessantissimo di Buzzati. Avremo i classici con per esempio il Teatro Stabile che presenterà il Mercante di Venezia con Branciaroli e Lisistrata interpretato da Amanda Sandrelli. Avremo la Commedia Brillante con Marito Invisibile, Marina Massironi, Maria Megliamonti. Avremo la danza in tutta la regione in collaborazione con artisti associati e con Area Rea per la danza contemporanea.
Avremo grandi collaborazioni con i teatri di produzione della regione, ricordiamo con artisti associati, 2 commedie brillanti stanno sparando sulla nostra canzone con Veronica Pivetti e 3 uomini e una culla con Lupano e Pignotta. Poi avremo 3 produzioni del CSS, sia in collaborazione col Teatro Incerto sia una con Filippo Nigro. Poi avremo La Contrada, sia con Corrado Tedeschi che con Tosca d'Aquino, quindi ecco un grande spazio alle produzioni che poi girano in tutta Italia della regione. Che poi deve essere di grande soddisfazione portare i grandi nomi nelle piccole comunità. Esatto, no? funzionano tantissimo, ci permettono di lanciare, si integrano nomi importanti e conosciuti con nomi anche meno noti, però sempre con spettacoli all'insegna della qualità. Sono teatri di diverse dimensioni, palcoscenici diversi, quasi tutti tranne Monfalcone che fanno un'unica replica, però abbiamo sempre avuto una percentuale altissima di abbonati che speriamo di confermare anche quest'anno. Bene, ringraziamo anche il direttore dell'ERTE Renato Manzoni, qui dalla Regione è tutto, linea allo studio. Grazie a Isabella, ci fermiamo adesso per un brevissimo break pubblicitario, ci troviamo tra qualche istante. Seconda parte di A Voi la Linea, ben ritrovati gentili telespettatori, ci colleghiamo ora in diretta con il Comune di Udine dove c'è per noi Isabella Gregorato che sta seguendo la conferenza stampa della Giunta Fontanini. A te Isabella per le ultimissime. Grazie, un saluto ai nostri telespettatori. Qui a Palazzo Daronco si sta ancora tenendo la conferenza stampa per presentare quelle che sono state le decisioni assunte oggi dalla Giunta Comunale. Ce n'è una decisione in particolare, ossia tante decisioni che riguardano la variazione di bilancio. Ne parliamo con l'assessore Francesca Laudicina. Ecco, variazioni di bilancio che sono necessarie proprio per la previsione dell'aumento delle spese energetiche e tra l'altro questa variazione prevede di andare a intaccare anche il tesoretto. Sì, è vero, nel senso che per fortuna il Comune di Udine aveva un buon tesoretto, ma ovviamente siamo in un contesto direi piuttosto poco rassicurante, però l'idea della Giunta è, insieme col Sindaco naturalmente, è stato quello in questo momento di non andare a intaccare i servizi ai cittadini. Quindi abbiamo fatto delle scelte che per ora ci permettono di mantenere un livello di servizio adeguato e anche non toccare quelli che sono gli impianti sportivi, quindi non toccare gli aspetti della socialità, no? Insomma, eccetera. Ovviamente... Qui dobbiamo dire, ad esempio, era stata annunciata la chiusura della piscina di via Pradamano e invece adesso avete deciso di non chiuderla. Sì, io come assessore al bilancio non devo fare altro che ringraziare i colleghi, nel senso che ogni assessore si è preso l'impegno con i propri uffici di fare una verifica di quelle che erano le spese che si potevano eventualmente ridurre. Ognuno di loro ha fatto questo lavoro, oggi quindi appunto si è arrivato col risultato sul tavolo e questi risparmi, naturalmente forse avremo una città un po' meno luminosa durante il periodo di Natale, però comunque ci consentono di mantenere aperta la piscina di via Pradamano, che è una piscina che sappiamo che è utilizzata soprattutto dai bimbi. Senta, parliamo di numeri, così scendiamo subito, no? Effettivamente vediamo no solo della questione. No, c'è la questione è il seguente, che fa quasi paura, nel senso che se uno apre questa variazione si accorge che i costi per l'energia in più in questo momento superano i 4 milioni di euro. Quindi la previsione era un'altra, era addirittura di 2, invece adesso è di 4. È diventata di 4, esatto. Quindi noi in questo momento abbiamo un costo dell'energia raddoppiato. Questi 4 milioni ovviamente maggiori costi devono essere assolutamente coperti in qualche modo. E quindi come si è fatto? Si è utilizzato naturalmente una parte si dice di avanzo che avevamo già accantonato perché eravamo stati previdenti e il tesoretto più una parte anche però dell'avanzo cosiddetto disponibile, quindi insomma alla fine noi praticamente abbiamo dovuto utilizzare avanzo per quasi 2 milioni e 7 per coprire questa spesa. Il resto quindi vi resta quanto nel tesoretto? Adesso nel tesoretto in questo momento sono fatti i calcoli giusti perché li ho fatti da sola e sono circa 900.000 euro di
avanzo disponibile, poi da accantonato naturalmente ce n'è altro, ma di disponibile, diciamo, per spese correnti sono circa 900.000 euro. Bene, e con noi c'è anche il vice sindaco Loris Michelini, perché in comune sono in previsione diverse iniziative, tra queste iniziative rivolte alle persone con problemi di disabilità, quindi la sistemazione di appartamenti, e questo in accordo anche con l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Prendiamo un appartamento sul quale il comune interverrà, che è in via Sappada, 100.000 euro. Sì, più di 100.000, 115.000 euro in via Sappada, anche in via Massaua. Sono 2 appartamenti che verranno rimessi a posto praticamente con tutti gli accorgimenti necessari per la disabilità. Potranno accedervi 4 persone per appartamento, rifacendo praticamente tutta la parte della domotica, ma non solo, i bagni per essere accessibili in un certo modo, le pareti devono essere accessibili in un'altra maniera, tutti gli impianti elettrici, eccetera, eccetera. Ecco, sì, non riusciamo a dire tutti i nomi delle vie, però dobbiamo anche informare i telespettatori che prossimamente ci saranno ulteriori cantieri in città per quanto riguarda rifacimento di marciapiedi sconnessi, rovinati dalle radici, oppure marciapiedi attualmente inesistenti, e per le pensiline. E chiudiamo con le pensiline per le fermate dei bus. Allora, per quanto riguarda i marciapiedi, i tratti di marciapiedi sconnessi, soprattutto i collegamenti tra marciapiede e marciapiede, accessibili ovviamente ai disabili, ma anche le persone anziane, eccetera, è stata adottata oggi il bilancio, diciamo l'ultimo progetto definitivo, e quindi inizieranno i lavori fra un mese e mezzo di almeno 7 parti della città. Più abbiamo, che non vado a dirvi perché il tempo stringe, mi sembra di capire, poi c'è anche alcune pensiline, anche quelle a prova di disabili, ma soprattutto per gli studenti, che potranno accedervi sul marciapiede che verrà rifatto, è cambiata anche la stessa pensilina. Il tutto per un investimento di quanto? Allora, siamo sui 200.000 euro per quanto riguarda le pensiline e siamo sui 120.000 euro per quanto riguarda il completamento di alcuni marciapiedi, tratti di marciapiede. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini e ringraziamo l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Qui da Palazzo Daronco per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. E vista l'ora è giusto fare un salto in quel di San Daniele del Friuli, nella sede del Consorzio del Prosciutto, dove questa mattina è stato presentato il corso di pratiche artigianali ad alta tecnologia per la produzione del prosciutto di San Daniele DOP e altri crudi stagionati. Era presente anche l'assessore regionale al lavoro Rosolen. Ci aggiorna tutto Alexis Savot. È da poco terminata la presentazione del corso di formazione per gli artigiani del prosciutto qui proprio a San Daniele. Mi trovo assieme a Mario Emilio Cicchetti, che è il direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, e assieme all'assessore regionale istruzione e lavoro Alessia Rosolen. Innanzitutto, quanto è importante questo corso e quanta è l'esigenza del comparto? È importante perché è un momento di formazione che precede l'accesso al lavoro. In questo caso per un corso organizzato per almeno 12 corsisti, con un fabbisogno di questi mesi di almeno 50 persone nel distretto di San Daniele. È un momento importante perché ricominciamo col Consorzio e con la Fondazione assieme alla Regione ad approcciare questa tematica dell'accesso al lavoro, che è un elemento importantissimo ed è uno degli ingredienti fondamentali per fare il prosciutto di San Daniele, cioè il saper fare delle persone. Assessore, in questi ultimi anni poi è aumentata, grazie a questi corsi, la possibilità di essere assunti, si parla di una percentuale dell'87%. Sui corsi coprogettati con le aziende, che in 4 anni sono passati da circa 5 a quest'anno solo nei primi 6 mesi 47, la possibilità di essere assunti nelle aziende dove si è svolta la pratica e lo stage legato al corso è dell'87%, è un dato ufficiale, è qualche cosa di cui si occupa il servizio imprese della Regione assieme agli enti di formazione su richiesta aziendale, quindi con la possibilità di curvare la preparazione delle persone rispetto a quelle che sono le esigenze delle aziende. È una strada che Regione Friuli Venezia Giulia ha scelto di percorrere in questi anni, con ovviamente
ovviamente tutti i contributi del Fondo Sociale Europeo e che ci ha permesso di intercettare molti disoccupati che sono rientrati all'interno del mondo del lavoro. Un corso aperto, diciamo, a tutte le età, a disoccupati, e le iscrizioni entro il 13 ottobre, quindi c'è ancora spazio. Sì, c'è ancora spazio, e poi, come abbiamo illustrato oggi, c'è una certa elasticità nell'organizzazione del corso che verrà definito assieme ai corsisti nelle doppie sedi, quella in aula a Codroipo e quella operativo-pratica a San Daniele. E adesso ci colleghiamo con Daniele Paroni per alcune anticipazioni sulla puntata di questa sera che andrà in onda alle 21. Stiamo parlando dello Scrigno, che sarà dedicata al museo dell'associazione Cingoli, Ruote per conoscere la storia, allestito nell'ex caserma Patussi, compresa tra Reana e Tricesimo. Grazie della linea, siamo all'ex caserma Patussi, dove una benemerita associazione ha deciso di far rivivere buona parte di questa area militare che è dismessa dal 2002, e da qui trasmetteremo la puntata dello Scrigno di questa sera, ore 21. Dov'è il Presidente? Dov'è il Presidente? Vieni Presidente. Allora dobbiamo dire che il vostro sodalizio si chiama Cingoli Ruote per conoscere la storia. La storia naturalmente incentrata sui mezzi, perché noi siamo cultori dei mezzi ex militari, logicamente meccanici, battilastra e quanto serve, insomma, per riportarli in vita. Voi ne avete restaurati tanti? Sì, ne abbiamo restaurati tantissimi, alcuni sono stati comprati anche così, però diciamo che il 70% di questi mezzi sono stati restaurati o qui vicino, prima di arrivare in caserma. Presidente, perché fate tutto questo? Perché ci piace, perché è una scelta, perché così quando si comincia da piccoli a leggere i giornaletti c'è chi si appassiona, c'è chi rimane colpito, non so, da una motocarrozzetta ad esempio, o dalla classica Jeep che insomma gira dappertutto. E poi comincia a sognare, se ce l'avessi, se riuscissi ad averla, così là, poi dopo 30 anni uno riesce a portare a casa un relitto e da lì parte. Come diceva prima un nostro socio, questo è un morbo a cui ancora non si è trovato, diciamo, la cura giusta, per cui non si esce più. Senti, concludendo, con cosa mi fate uscire per chiudere la puntata stasera? Per chiudere la puntata possiamo uscire con una cingoletta inglese. Quindi vi darò la buonanotte dalla cingoletta stasera. Bene. Lunari ha il foglio in mano, quindi non l'ha perso, quindi grazie, perché è un foglio che è particolarmente caro al nostro Paolo Bassi, e quindi io vi aspetto questa sera come ogni martedì alle ore 21, ovviamente sul canale 11, che a me piace definire 2 volte numero 1. Grazie Bassi, alla prossima, e a voi la linea. Grazie ovviamente Daniele, era questo il nostro ultimo collegamento, a voi la linea si conclude qui, grazie per l'attenzione e ci vedremo nei prossimi collegamenti.